turno notturno di qualche settimana fa, dall'impianto di condizionamento sono usciti odori acri che a qualche dipendente ha provocato nausea, mal di testa. L'RLS giustamente ha fatto presente all'azienda la problematica, ma ad oggi nessun tipo di risposta e di rassicurazione dal lato aziendale, cosa che noi reputiamo gravissima. Questa è la denuncia del sindacato nei confronti di Poste. I fatti sono avvenuti al centro di smistamento di Padova qualche giorno fa e la preoccupazione per la salute dei dipendenti è forte. Quello che lascia basiti i rappresentanti dei lavoratori è la totale assenza di dialogo con l'azienda. L'RLS ha fatto giustamente la sua segnalazione, anche noi politicamente, ma ad oggi 23 giugno risposte zero. Grave in uno stabilimento dove ci sono 500 lavoratori, dove non sappiamo cosa hanno respirato e dove siamo preoccupati perché, ripeto, è un'azienda dove, come Poste, che investe sulla sicurezza, ma poi restiamo basiti da queste non risposte. La CGIL ha denunciato alle autorità competenti il fatto. Ora è il momento di agire. Noi andremo oltre perché è grave che si calpestano i diritti e la salute soprattutto dei lavoratori, tra l'altro in un sito dove spesso e volentieri nei turni notturni mancano i preposti, quindi chi vigila?